Ho visto un posto che mi piace, si chiama Arzano! Ho fatto un sogno che mi piace, si chiama Arzano Festival! Su, 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 con le mani, forza Arzano! Arzano, 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 finalissima dell'Arzano Festival! La nostra maratona, incominciata venerdì 27, oggi un sogno per uno di questi ragazzi, 50 semifinalisti, 50 sogni su questo palco. Oggi ne ascolteremo gli ultimi 20. Ci sono state le selezioni, abbiamo avuto modo di conoscere vocalmente i ragazzi, ma questa sera, come abbiamo detto in apertura, gli dei da lassù vorranno un solo vincitore sul podio, uno per la categoria senior o anche big se ci permettete, e l'altro per la categoria junior. Questa sera si fa sul serio, non sono da solo, ripresento le mie compagne di viaggio, Anna Maria Fusco, un applauso. Vieni Anna Maria. Buonasera. Buonasera, ben ritrovata. Grazie, ben ritrovati. E Lisa Iodice. Buonasera Lisa. Per te l'applauso della Villa Comunale, questo set meraviglioso all'interno del quale abbiamo vissuto delle sensazioni indimenticabili, capitanati dalla direzione artistica del maestro, talent scout, musicista, compositore, preside, professore, chi più ne ha più ne metta, Luigi Pignalosa. Un applauso! E con l'orgoglioso e altissimo davvero patronato del primo cittadino di questa meravigliosa città, il dottor Giuseppe Antonio Fuschino, il sindaco. Ma quanti siete? Una villa gremita, da lassù ci salutano, ragazzi, salutiamo, ci stanno ad ascoltare anche da lì. Vi promettiamo una serata ricca di grandissime sorprese, di tante emozioni. Se l'anno scorso qui sul podio abbiamo celebrato la vittoria di Desiree Doro, quest'anno chi sarà il vincitore lo scopriremo soltanto insieme alla nostra giuria che andiamo ad incontrare. Raggiungetemi ragazze, salutiamo la giuria questa sera. Ben ritrovati, oramai ci siamo, è l'ultima serata, sapete che insomma è un grande impegno. Allora, con un applauso accogliamo in giuria Isabella Abiuso. Proseguiamo con Maria Misiano, buonasera, ben ritrovata. Una new entry, Marcello Villella, autore per il Gulp e tra l'altro anche produttore discografico. Grazie per la sua presenza. Passiamo al tavolo degli altri giurati e salutiamo davvero con entusiasmo la docente Rachele Parisi, docente in pianoforte principale presso il Nicola Sala di Benevento. Passiamo poi a salutare Francesco Garzone, autore e produttore discografico. Continuiamo con Anna Maria Sanges, anche lei laureata presso il Conservatorio di Avellino, cantante lirica. Buonasera, ben ritrovata. E a concludere questa notevole carrellata di una ragguardevole giuria, Enzo De Santi, Radio Italia, solo musica italiana anni 60. E perché non ci facciamo mancare nulla? Abbiamo delle stelle meravigliose che ci sono venute ad applaudire. Applaudiamo tutti insieme, facciamo sentire il nostro abbraccio per il presidente di giuria Gigi Finizio. Buonasera, ti abbiamo lasciato il palco affinché... Buonasera, buonasera, ben arrivato, grazie. Gigi Finizio, è un onore averti qui, è davvero un orgoglio averti come presidente di giuria. Facciamo sentire il calore per questo straordinario interprete. Forza! Gigi, dicevo, ti ho lasciato il palcoscenico per un'entrata davvero meritata, meritatissima. Ti amiamo dal profondo davvero del nostro cuore e con orgoglio oggi diciamo di poterti avere anche come presidente di giuria. Grazie ancora. Allora, vi avevamo promesso tante sorprese, iniziamo subito con la competizione.
hanno iniziato anche ieri come primi, chissà che magari non gli porti bene anche questa volta. I loro nomi sono Rebecca, Marco, Victor, Asia. Loro sono i Sospiria. Un applauso al primo gruppo. Grazie Elisa che introduce i ragazzi. Buonasera ragazzi, ben ritrovati. Questo è il set meraviglioso della Villa Comunale di Arzano. Di fronte a voi una giuria che decreterà sicuramente il risultato anche di un vostro futuro nel settore musicale. Allora, cari giurati, signori giurati, siamo pronti? Il pubblico è pronto? Ci siete fino laggiù? Siamo tutti pronti? Partiamo con questo esercito di melodie. Sospiria! I've been knocked down the squares of town. Even I've got an office in LA and not on the road and keeping up to it. What I wanna do, 'cause I'm too bright, I'm too strong. Everybody go, baby, down, move on. Feeling sorry for yourself, but I nobody know where. So I get my head why? What a minute, I don't have it. That's just the way it goes. Signore, Sospiria, Rebecca, Marco, Victor e Asia. Andiamo al centro, guadagniamo le luci, guadagniamo il centro del palco. Allora, come ci si sente dopo tante lunghissime selezioni ad essere arrivati qui sul palcoscenico della seconda edizione dell'Arzano Festival in finalissima? Vai Rebecca, tu portavoce per il gruppo. Per noi questa è già una vittoria, comunque suonando insieme non da tantissimo tempo, essendo arrivati fin qui. È vero, ricordiamo che questi ragazzi sono incontrati professionalmente e musicalmente parlando soltanto poco più di 2 anni fa. È così? Poco più. Vi siete conosciuti a scuola, però poi avete iniziato questa avventura insieme. Allora, proseguiamo l'avventura. È arrivato il momento di conoscere il primo verdetto ufficiale da parte della giuria. Vai, Anna Maria, a te il compito. Grazie. I giurati sono pronti? Votate. 10, 10, 9, 9, 8, 9, 9. Bene, allora l'atmosfera comincia a surriscaldarsi, la votazione mi sembra interessante. Beh,
dovremo confrontare naturalmente anche con i risultati degli altri ragazzi. Primi ad esibirsi per la categoria junior, Sospiria. In bocca al lupo ragazzi, buona fortuna, grazie per la vostra partecipazione. Allora, voglio ricordare alla giuria, anche per naturalmente chi siede oggi come l'autore Rai Marcello Villella e naturalmente il nostro presidente Gigi Finizio, che questi ragazzi sono davvero il risultato di numerosi incontri. Tra l'altro ringraziamo anche l'Hotel Olga che ha ospitato le selezioni ufficiali di questa grande edizione dell'Arzano Festival, il più grande contest musicale. Direi, come ho detto le altre sere, che di junior hanno davvero soltanto la definizione sulla carta d'identità. Proseguiamo ancora con la categoria junior e introduciamo al centro del palco Aurora Pepoli. Prego Aurora, un applauso. Forza, fatevi sentire, questi ragazzi oggi se la giocano tutta. E tra l'altro voglio ricordare che abbiamo per il vincitore in palio un anno di produzione discografica e naturalmente anche la realizzazione di un video musicale. L'anno scorso, tra l'altro, questo festival è stato apripista per personaggi che hanno abitato all'interno dei palinsesti televisivi. Una fra tutte Lidia Pastorello o anche Luana Fraccalvieri, e più tardi invece incontreremo anche la vincitrice dello scorso anno. Allora Aurora, ho preso io un po' di tempo, ti vedo abbastanza agitata. Dunque, lo stato d'animo che alimenta questa tua esibizione di stasera qui in finalissima. L'emozione, l'adrenalina al massimo. Allora dai, tutta questa adrenalina è per loro. Guarda diritto negli occhi la giuria e convincili che sei la migliore, ok? In bocca al lupo, Aurora Pepoli. Grazie. When I know you're coming back again.
need to know how can timbro, il graffio, la personalità e la determinazione. Lei è Aurora Pepoli. Ricordiamo l'età e ricordiamo anche da dove vieni. Vengo da Piombino, in provincia di Livorno, e ho 14 anni e mezzo. Pensate, 14 anni e mezzo, categoria junior, lo dicevo anche prima, in realtà di junior veramente hanno solo l'età. Dunque, Anna Maria, siamo pronti? Vogliamo subito conoscere il verdetto della giuria? Siamo pronti? Allora, Sei giurati. emozionata? Molto. 10, Bene, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 9, 9, 10. 10. Un Complimenti. applauso Grazie. Aurora Pepoli dalla Toscana. Grazie Aurora, in bocca al lupo. Grazie. Allora, un avviso, una comunicazione di servizio. C'è una bambina, risponde al nome di Teresa Saviano. Ripeto, Teresa Saviano. Si è smarrita. I genitori possono incontrare la figlia al gabbiotto della Croce Rossa, va bene? Teresa Saviano. Approfitto anche per ringraziare per il contributo e la grande, straordinaria collaborazione la Polizia Ambientale e la Guardia Ambientale. Grazie, un applauso. Bene, proseguiamo accompagnati sempre da Rosario in regia e dalla Mimmo Eventi che ci assiste. È arrivato il momento di una coppia, di un duo. Loro sono Giorgia e Chiara. Un applauso per loro. Buonasera, ben ritrovate. Buonasera, Su buonasera. Villa Comunale di Arzano, forza, potete fare di più? Guardate, la gente che arriva fin fuori la strada di là, un bel corridoio umano, uno tsunami di emozioni. Ragazze, venite al centro entrambe prima di esibirvi. Brevissima descrizione e presentazione di voi alla giuria e al nostro magnifico parterre. Sono Chiara Cusumano, ho 17 anni e vengo da Marsala. Bene. Sono Giorgia Vassallo, ho 16 anni e vengo da Marsala. Il brano che interpretate in duo questa sera? Wanna Wanna Be, Be. delle Spice Girl. Benissimo. La bandiera generazionale degli anni 90, quella in cui si celebrava il potere alle donne, e voi l'avete rappresentata davvero bene, tra l'altro anche con una coreografia molto simpatica. Conosciamo allora il giudizio, vai Anna Maria. Siamo pronti? Procediamo. 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9. 9 e Otto. 8. Beh, abbiamo parlato di potere alle donne, eh? Allora, buona fortuna. Crepi. Mi raccomando ragazzi, Crepi. grazie ancora per la a voi. vostra partecipazione. Da una bandiera musicale generazionale degli anni 90 portata avanti dalle Spice Girl ad un inno di incoraggiamento, di sostegno, quasi potremmo dire un inno che può accendere questa serata che già brulica di emozioni, con We Are the Champions, Emanuele Sorrentino. Ben arrivato, ben ritrovato, la Villa Comunale di Arzano per te. Ecco, Posso? allora sì. C'è un cambio di programma. C'è un perché cambio di non programma. cambia Noi poi la speravamo canzone. tutti fosse questo il brano, No, e in invece realtà... è l'ultima occasione di Francesco Renga. Ah, va bene, allora torniamo all'italiano, al Sì, sì. repertorio italiano. Va benissimo. Torniamo sui nostri passi. Tu però sei Emanuele Sorrentino sempre. Sì, sempre. Perfetto. Un applauso Emanuele Sorrentino. Grazie. Una come te, io non la troverò mai più. Una come te, mai.
chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te. Perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai, e sarà tardi quando cercherò di te, di te. Ma non posso più chiederti tempo per cambiare, perché sarebbe inutile, sarebbe solo per pietà, ed io non voglio più pretendere le cose che non merito da te. Perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai, e sarà tardi quando cercherò di te, e perderò così anche quest'ultima occasione che mi dai. E sarà tardi quando cercherò di te. Anche quest'ultima occasione che mi dai. Grazie. Francesco Renga, cantato da Emanuele Sorrentino. Emanuele, anche per te ricordiamo al pubblico e alla giuria da dove vieni e quanti anni hai. Mazzano, 15 anni. Ah, giochi in casa? Sì, sì. Bene, bene, bene. Conosciamo insieme allora il giudizio dei nostri signori giurati. Subito. Grazie Anna Maria. Prego. Giurati? 9, 10. poi un 10, un 8, un 9, 10, Grazie. 9 e infine 9. Grazie. Beh, credo che sia andata più che discretamente. Allora, mi dai un aggettivo che ti qualifica, uno solo, su tutti? Mio? Sì, un aggettivo che possa descrivere brevemente te. Ma può essere semplice? Semplice. Sì, dai. Va bene, lo avete conosciuto, Emanuele Sorrentino, noi ti ringraziamo Io ringrazio e da voi. questo palco l'augurio di una Grazie. lunga carriera. Grazie Arrivederci. Emanuele. E adesso, signori e signori, lei è stata ripescata soltanto ieri sera. Ritorna sul palco Ilaria Costantino, un applauso. Ilaria, prego, per te le luci di Buonasera. questa serata, una villa meravigliosa di un popolo di cittadini dotati di grande umanità. Fatevi un applauso davvero, rappresentati da un sindaco che è uno dei sindaci più amati d'Italia. Buonasera, salve. Allora Ilaria, siamo pronti? Dobbiamo mettercela tutta, sei stata ripescata, porti doppiamente con te la responsabilità. Allora, giuria, vi vedo già prontissimi, state segnando, verrò a sbirciare più tardi, verrò a sbirciare. Allora, abbiamo detto tutto, Ilaria Costantino, in bocca al lupo. Crepi.
5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercata più. Troppa gente che mi chiede, scava dentro la ferita e in me non cicatrizzi mai. Faccio male anche a un amico che ogni sera è qui. Gli ho giurato di ascoltarlo, ma tradisco lui e me. Perché quando tu sei ferito non sai mai, oh mai, se conviene più guarire o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. 5 giorni che ti ho perso, 1000 lacrime cadute, ed io inchiodato a te. Tutto ancora più di tutto per cercare di scappare. Ho provato a disprezzarti, a tradirti, a farmi male. Perché quando tu stai annegando non sai mai, oh mai, se conviene farsi forza o lasciarsi andare giù nel mare. Amore mio, come farò a rassegnarmi a vivere? E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Se un giorno tornerò nei tuoi pensieri, mi dici tu chi ti perdonerà di esserti dimenticata ieri, quando bastava stringersi di più per parlare un po'. E proprio io che ti amo, ti sto implorando, aiutami a distruggerti. Grazie. Signore e signori, questa è la voce di Ilaria Costantino, categoria senior finalissima dell'Arzano Festival. Come è andata allora, Ilaria? Spero bene. Speri bene, allora conosciamo insieme alla nostra Anna Maria Sì. il verdetto ufficiale, vai! Giuria, prego. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Benissimo, allora Grazie. un applauso, accompagniamo così e salutiamo Ilaria Costantino, grazie. Adesso è il momento infatti di accogliere pubblico di Arzano, un applauso per Federica Razzano, accompagnata dalla nostra Lisa Iodice. Grazie mille Lisa e benvenuta Buonasera. e bentornata la nostra Federica. Quanti anni e da dove vieni? Allora, ho 14 anni e vengo da Morosi in provincia di Benevento. Benissimo, ci resta da conoscere solo il titolo del brano che ci farai ascoltare. It's So So Quiet di Bjork. Parte per te la finalissima, in bocca al lupo, un applauso Federica Razzano.
die. You want a lot, you wanna cry. You're crossing us and up to die. Till it's over and then it's nice and quiet. But soon again starts another big riot. You blow half fuse, zimmer, the Davis can lose, zimmer. So what's the use of falling in love? It's all so quiet. It's all so still. You're all alone and so peaceful until you ring the bell. People, you shouldn't you have here. So what's the use of falling in love? The sky cave in, the devils come loose. You blow, 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 blow your fuse when you fall in love. Grazie. La delicatezza di un'atmosfera sulla quale insomma entrare davvero è difficile. Io entro davvero in punta di piedi. Guadagniamo il centro a favore delle luci e guardiamo direttamente lì di fronte a noi e vediamo quei magici numeri dove ci portano, va bene? Va benissimo. Scopriamo le carte insieme a Anna Maria, vai. Allora, 9 Isabella Abiuso, eccoci. 9, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Va bene, vuoi aggiungere qualcosa salutando questo meraviglioso pubblico? Non saprei. Complimenti ancora, Grazie. in bocca al lupo, Grazie. è stata un'esperienza, una 3 giorni. Veramente, se provate a venire dietro il backstage, scoprite la grandezza di un'operazione che soltanto uno sensibile come il maestro Luigi Pignalosa è riuscito a realizzare, perché c'è davvero amicizia dietro le quinte, al di là della pseudo rivalità della competizione c'è davvero una grande umanità e una forte intesa. In bocca al lupo, porterai sicuramente questa esperienza tra i ricordi più belli della tua vita. Arrivederci. Grazie, grazie, grazie. Allora, maestro Luigi Pignalosa, io lo conosco da 8 anni, l'ho detto forse nella fase delle selezioni, sono 8 anni di, come dire, collaborazione artistica. Gli devo davvero fare un complimento grandissimo che di questi tempi è necessario fare. Siamo in un periodo in cui spesso si vendono un po' dei sogni e si promettono delle carriere. Lui, il maestro Pignalosa, riesce ad arrivare con una sensibilità, con un tatto, con un rispetto nella vita di questi ragazzi e davvero fa il tifo per loro. Perciò un grande applauso a un cittadino di Arzano, a uno che crede nel futuro, crede nelle scommesse e infatti lo slogan di questa città non è più "io speriamo che me la cavo", ma dall'altro ieri sera è "io speriamo che me la canto", perché la scommessa questa città l'ha già vinta. Un applauso davvero, grazie, siete meravigliosi, fino in laggiù, ma anche lì nei palazzi, sui balconi, grazie di questa partecipazione. Allora, proseguiamo con la categoria junior, l'atmosfera è davvero quella da gran finale, ho messo anche la giacca questa sera, non so se avete notato, e diamo il benvenuto a Sonia Zaccariello. Prego Sonia, prenditi l'applauso della Villa Comunale di Arzano. Buonasera. Pensate, signori giurati, mi rivolgo soprattutto a chi siede oggi per la prima volta, quella perché bambine, io ho quasi paura a chiamarle, ha soltanto 10 anni e viene da Folonica, giusto?
Qual è il brano che hai scelto per la finale dell'Arzano Festival? Distratto di Francesca Michelini. Insomma, ti misuri con un brano della recente cronaca musicale di un talent. Sì. Qual è la tua trasmissione televisiva preferita a proposito di talent? Se c'è. Veramente sono due. Io canto e ti lascio una canzone. Ecco, non so se sai, ma ci è beccato bene su tutte e due, perché da questo palcoscenico è partito l'anno scorso un corridoio lungo che ha portato tante ragazze che si sono esibite qui, e una in particolare, Luana Fraccalvieri, direttamente o da Zio Gerry a Io Canto o da Antonellina Clerici a Ti lascio una canzone. Per te l'augurio che possa arrivare lì e anche oltre, va bene? In bocca al lupo, un applauso e incoraggiamento, Sonia Zaccariello. Un'ora, un giorno, poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà, tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu e il tuo sguardo distratto. Un'ora, un giorno, poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà, tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo e chi ne accorge non sei tu e il tuo sguardo distratto. E non vedi che sto fingendo e chi mi guarda non sei tu e il tuo fare distratto. Strappa non mi rivedrai più e non mi crederai, non mi illuderai e non sarà un'ora, un giorno, poco più, per quanto ancora ti crederò, solo e peggio e più confuso, non avresti voluto vedermi scivolare via, fuori dalle tue mani, che fantasia, fuori dalla tua vita, ma mi hai preso soltanto in giro. E ora vedi che sto ridendo e chi mi guarda non sei tu, quel tuo sguardo distratto. E non vedi che sto divertendo e chi mi cerca non sei tu, quello sempre distratto. Strappa non mi rivedrai più e non mi crederai e non mi illuderai e non sarà mai più. Per un'ora, un giorno, forse un po' di più, non girava il mondo se non c'eri tu e non volermi male adesso se non ti riconosco. Grazie. Quarta voce in gara per la categoria junior. Com'è andata? Abbastanza bene.
Abbastanza bene, avvicina un po' il microfono. Dai, oramai è fatta, ci siamo arrivati alla finale. Guarda che è importante, sai? Dopo tante selezioni, quest'anno addirittura il maestro Pignalosa, a proposito di selezioni, è riuscito ad arrivare persino in quei posti sacri chiamate università ed è andato a pescare tutti i giovani talenti come te che sei però un po' più piccolina. Allora, Anna Maria, sveliamo le carte della giuria, forza. Subito. Prego. 10, iniziamo bene. 9. 9. 8. 9. L'applauso voglio sentire. Grazie. Grazie a te. Andiamo avanti con un ragazzo che arriva da Marsala, dalla Sicilia, già perché in questi giorni l'abbiamo ripetuto spesso. La musica è davvero il veicolo delle emozioni e non conosce confini nella geografia degli interessi di questi giovani talenti. Lui si chiama Adriano Piraino. Un applauso, benvenuto, anzi bentornato. Grazie. Ieri sera con te abbiamo scoperto che ti sei aggiudicato questa finalissima. Dicevo, vieni da Marsala. Sì. Hai festeggiato con noi un tuo compleanno venerdì. Sì, sì. Speriamo che la festa continui allora. Ci fai Speriamo. ascoltare un brano di Tiziano Ferro, dillo tu il titolo. Ed ero contentissimo. Ed ero contentissimo, lui è Adriano Piraino. Grazie. Ora che sarai un po' sola tra il lavoro e le lenzuola, presto dimmi tu come farai. Ora che tutto a caso, ora non sono più un peso, dimmi quali scuse inventerai. Inventerai che non è tempo, inventerai che tutto è spento, e inventerai che ora ti ami un po' di più. Inventerai che ora sei forte e chiuderai tutte le porte ridendo. Troverai una scusa, una in più, una in più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo, stringimi la mano, poi partiamo in fondo. Eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela. Bellissimo il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo io ancora, ancora, ancora. Cosa di consola, coi amici il tempo vola, ma qualcosa che non torna c'è. C'è che ho freddo e non mi copro, c'è che tanto prima o dopo, convincendoti, ci crederai, ci crederai che fa più caldo da quando non mi hai ormai più accanto. E forse è meglio perché sorridi un po' di più, un po' di più. Ed ero contentissimo in ritardo sotto casa ed io che ti aspettavo, stringimi la mano, poi partiamo in fondo. Eri contentissima quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela. Bellissimo il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto che chiedevo io ancora, 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 ancora. Il mio ricordo ti verrà a trovare quando stare troppo male, invece quando stare bene resterò a guardare, perché ciò che ho sempre chiesto al cielo è che questa vita
ti dorasse gioia amore vero in fondo ed ero contentissimo. In ritardo sotto casa io che ti aspettavo, stringimi la mano, poi partiamo, in fondo eri contentissima. Quando guardando Amsterdam non ti importava della pioggia che cadeva, solo una candela era bellissimo. Il ricordo del ricordo che ci suggeriva che comunque tardi o prima ti dirò che ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto e chiedevo io ancora, ancora, ancora. Ed ero contentissimo, ma non te l'ho mai detto, dentro lavo Dio ancora, ancora, ancora. Grazie. 7 anni da Marsala, Adriano Piraino. Io faccio una danza perché è davvero un bellissimo magico ballo tra queste telecamere, tra questa regia che voglio ringraziare. Un forte applauso per la Mimmo Eventi e raggiungo Adriano mentre la giuria si prepara perché voglio condividere con te un ricordo che ho, voglio raccontarlo a te e anche a questo magnifico pubblico. Qualche anno fa, era circa il 2003-2004, andai a Frosinone accompagnando i ragazzi di Amici. Chi mi conosce sa che ho iniziato proprio da lì. Ho incontrato un ragazzo ad un festival locale. Sai questo ragazzo come si chiamava? Antonino. Tiziano. Era lui, era Tiziano Ferro. Aveva un'età forse superiore rispetto alla tua, era già un po' più grande, però mi ricordo che allora ci fermammo a chiacchierare e vedevo questo fuoco negli occhi di questo ragazzo, questa determinazione, questa carica, e stasera anche nei tuoi occhi ritrovo la stessa determinazione. Grazie. Allora, con il coraggio, no, e la tenacia, guardiamo fisso negli occhi la giuria e scopriamo le carte con la nostra Anna Maria. Giurati, Vai. votate. 8, 8, 7, 9, 9, 9, 9, 9. 9. Beh, un'intesa quasi unanime. Va bene? In bocca al lupo. Prepi. Comunque vada, grazie davvero della tua partecipazione. In bocca al lupo. Ciao. Ciao. 17 anni da Marsala. E adesso è arrivato invece il momento di accogliere qui sul palco una ragazza che ha scoperto ieri sera, proprio all'Intrigo Café, durante il nostro salotto del Dopo Festival, di essersi aggiudicata la serata della finalissima. Lei è Angela Malagisi. Prego Angela, ben arrivata. Prego, accomodati, vieni a favore delle luci. Ringraziamo anche Lisa Iodice che ti ha accompagnata. Dunque, ieri sera cosa hai provato quando è stato decretato il tuo passaggio a questa finalissima? È stata una bella sensazione perché comunque è una soddisfazione arrivare in finale. Ricordiamo l'età e ricordiamo da dove vieni. Ho 15 anni e vengo da Mondragone in provincia di Caserta. Bene, il brano che ascoltiamo. And I am telling you. Siamo pronti? Un bel applauso per questa ragazza, Angela Malagisi, in bocca al lupo. And I am telling you, I'm not going. You're the best man all I ever know. There's no way I can ever go. No, no, there's no way. No, 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 no way. I'll live without you. I'm not living without you. I don't wanna be free. I'm staying, I'm staying. And you're gonna love me. Oh, oh, yeah. You're gonna love me. And I am telling you, I'm not going. Even children just showing. There's just no way, there's no way. We're both the same place. We're both the same time. We're both on the same below. We're both have the same mind. And time, we're in so much to do. No, 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 no. I'm never gonna so
Alla finalissima della seconda edizione dell'Arzano Festival, Angela Malagisi e tutta la sua grinta. E allora scopriamo le carte con la nostra giuria. Prego, giurati. Votiamo 9, 10, 10 e ancora un 8. Francesco Garzoni dice 9, Anna Maria Sanchez 9, Enzo De Santi 9. In bocca al lupo. È andata bene? Sì. Soddisfatta? Sì, si può fare sempre di più, Nanni. Sì, brava, questo è lo spirito giusto. Buona fortuna davvero e grazie per la tua partecipazione. Con tutta la sua carica straordinaria di una città che amiamo davvero tutti quanti, direttamente da Palermo, Roberto Candia. Un applauso! Vieni Roberto, guadagni al centro, prenditi l'applauso dell'intera villa comunale di Arzano. Siamo pronti per te in gioco questa finalissima. Lo abbiamo ricordato anche ieri. L'anno scorso, per un soffio, non ti abbiamo ritrovato in un programma di Maria De Filippi. Per un pelo, sì. Per un pelo, che anche per te quest'anno ci sia molto, ma molto di più. E che parta proprio da qui, dall'Arzano Festival. Speriamo, grazie. Roberto Candia, 10ª voce in gara, finalissima dell'Arzano Festival. Grazie. She's a laid up bed with a broken heart, while I dream of Jackal alone in my local bar. And we don't know how we carry on this mad situation, only doing things get frustration, trying to make it work, make it sound so hard. She needs me now, but I came to find the time. Close me now, maybe have a front in line. And we both know how we carry on this mess, just a ghost test. Someone has been doing her best, trying to make it work, make it sound hard. But we're gonna stop by drinking ocean by the wine, sit talking up all night, just feel we heaven for a while, yeah. Smiling but we close to tears, even empty or easy. We just now got to feel it, that we meet it for the first time. While I drink Jack my dog, he might lose my pride. And we both know how our guy in the worst, in the hurts, in the deepest half, and he give to the dirt. Trying to make it work, maybe it'll stop too hard. But we're gonna stop out drinking on chill by the wine, sit talking up all night, just feel we heaven for a while, yeah. Smiling but we're close to tears, maybe not too easy. We just now got to feel it, that we need it for the first time.
just feel we haven't for a while. Smiling but we close to tears, even after always here. We just now got the feeling that we're meeting for the first time. Ooh, yeah, for the first time. Oh, for the first time. Yeah, for the first time. For me, baby. Oh, this time so hard, and I'm making us crazy. Don't give up for me, baby. Oh, this time so hard, and I'm making us crazy. Don't give up for me, baby. Oh, this time so hard. Making us crazy, don't give up for me, baby. La voce di Roberto Candia da Palermo a illuminare la Grazie. notte in questa cornice straordinaria della Villa Comunale di Arzano. Siamo pronti, vogliamo conoscere il verdetto, facciamolo subito. Vai Anna Maria. Giurati? 10, 10, 9, 9, 9, 9, 9. Bene, Grazie. grazie Roberto Candia, salutiamolo con un applauso. Adesso ritorna accompagnata dal vostro calore la numero 1 della prima edizione dell'Arzano Festival, Desiree Doro. Ho vagato errante su questa terra pia, arido il
la vincitrice della prima edizione dell'Arzano Festival 2011, Grazie. Desiree Doro. Grazie Desiree, mille. ho lasciato che il palco fosse tutto per te perché così la gente potesse anche ammirare alle tue spalle il video che è stato realizzato, il video che hai vinto meritatamente, e grazie anche a qualcuno dei signori Sì, che anche infatti- questa edizione siede in giuria. Qual è il tuo stato d'animo a ritornare qui questa volta per la seconda edizione da vincitrice? C'è un'emozione ancora più forte. Lo vedo, lo percepisco, è vero, si L'emozione è avverte. ancora più forte e devo ringraziare chi mi ha dato la possibilità di realizzare il videoclip. Un video che ricordiamo è andato su Video Italia Esatto. per un anno intero, l'avete Esatto. potuto appunto osservare alle sue spalle mentre cantava. Ringraziamolo perché va Sì. davvero meritatamente ringraziato. Ringrazio il maestro Luigi Pignalosa Un applauso per ancora. avermi dato questa possibilità. Un Pigmalione, abbiamo detto, anche un talent Sì. scout. Esatto. È vero? Anche perché questa esperienza mi ha aperto molte porte e spero che il vincitore di questa sera possa vivere la stessa mia esperienza. A proposito di vincitori, noi in realtà abbiamo paragonato all'inizio della Kermesse questa, rubando naturalmente l'attualità sportiva e il riferimento, un'Olimpiade della musica. Infatti il sindaco è stato colui che ha acceso il braciere di questa maratona musicale. Tu sarai colei che passerà anche lo scettro a chi si aggiudicherà la prima posizione nella categoria Big Ne sarò Senior. onorata. Bene, allora un consiglio, venendo proprio da un anno intenso di lavoro, di energie e di creatività. Qual è il tuo consiglio per questi ragazzi? Mettere sempre l'anima in quello che si fa, perché è importante rimanere sempre con i piedi per terra e proseguire nel percorso della musica che, anche se è difficile, è davvero molto bello. Grazie, grazie davvero. Io ricordo di te alle selezioni che lo scorso anno si tennero in quel dell'hotel Cerere di Pestum. Mi ti ricordo con un guantino particolarissimo, un look. Ti ritrovo cresciuta con una consapevolezza ancora più matura e in ottima forma vocale. Davvero Grazie, complimenti. grazie. Un applauso, lei ce l'ha fatta. Scopriremo con lei quest'anno chi vincerà la seconda edizione. Desiree Doro, grazie ancora. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie a te. E beh, siamo a metà gara, siamo infatti all'11ª voce e adesso ritorniamo a scoprire la voce della categoria Junior che viene portata su questo palco da un'altra testimone piccolina, ma si fa per dire. Lei è Martina Serusi. Vieni Martina, un applauso. Buonasera, ben arrivata. Come va? Bene. Io credo che tu abbia davvero un bel caratterino, che questa sera ce lo dimostrerai, è così? Vediamo. Allora, ricordiamo alla giuria e ricordiamo anche al pubblico la tua età e la tua provenienza. Allora, sono Martina Serusi, vengo dalla Sardegna, Forni, ho 14 anni e canto Aria, Sole, Terra e Mare di Lina. Siamo pronti ad ancheggiare e a ballare Villa Comunale di Arzano? Lei è Martina Serusi, un applauso! Lascio questa dimensione, voglio solo aria, sole, terra e mare, volo via. Sera che sera ritorna la vita, toccherò con te la luna, vibra la stanza di storia infinita. Come bambini vicino ad un fuoco, giro, giro tondo al mondo, ridono maschere nei miei pensieri. E allora lascio questa dimensione, volo via. Rubo respiri di ogni momento, li catturo, poi li vendo. L'unica cosa esente da tasse. Danzo, poi canto con vina atmosfera, da mattina fino a sera. Questa è la vita e la voglio godere. Aria, sole, terra e mare, dove naufragare, voce nel vento vera, senza alcun rimpianto, i pensieri li lascio nel vento, poi morire mai. E allora lascio questa dimensione, voglio solo aria, sole, terra e mare, volo via. Sollevo il peso di questa esistenza tanto densa da non digerirla tutta per l'eternità. Spengo quel fuoco di guerre ideali, gioco e non mi faccio male. Io ridisegno i miei 4 elementi. Danzo
l'atmosfera da mattina fino a sera. Questa è la vita e la voglio godere. Aria, sole, terra e mare, dove naufragare, voce nel buio vera, senza alcun rimpianto, i pensieri li lascio nel letto, poi morire mai. Aria, sole, terra e mare. Aria, sole, volo via. Allora lascio questa dimensione, voglio solo aria, sole, terra e mare, volo via. Sollevo il peso di questa esistenza tanto densa da non digerirla tutta per l'eternità. Aria, sole, terra e mare, dove naufragare, voce nel vento vera, senza alcun rimpianto, i pensieri li lascio nel vento, poi morire mai. Aria, sole, terra e mare, dove naufragare, voce nel vento vera, senza alcun rimpianto, i pensieri li lascio nel vento, poi morire mai. Aria, sole, Grazie. terra, mare. Ci hai fatto ballare tutti nel backstage e adesso scopriamo insieme a te il verdetto ufficiale dei nostri signori giurati. Vai Anna Maria. Siamo pronti? Giurati? Prego. 9, 9, 8, 10, 9, 10, 10. Non è affatto andato male, anzi, chissà, poi lo scopriremo dopo. Grazie ancora per la tua partecipazione, in bocca al lupo. Allora, vi ricordo anche che sono aperte già le iscrizioni per il futuro festival di Arzano, l'Arzano Festival. Pertanto potete già da questa sera andare, linkare, cliccare su www.arzanofestival.it. Lo ha fatto anche lei, la prossima voce, quella che è arrivata fino alla finale dell'Arzano Festival. Si chiama Sabrina Rocco. Buonasera, ben arrivata. Ecco qua il pubblico di Arzano per te. La giuria è pronta, ti vogliamo ascoltare. Quanti anni, da dove vieni e cosa ci canti? Ho 16 anni, vengo da Arzano e canto notturno. Giochi in casa allora, mi raccomando, metticela tutta. Sabrina Rocco, in bocca al lupo. Ho goduto in realtà l'atmosfera che eri riuscita a creare fino all'ultimo secondo. Com'è andata? Si può fare di meglio. Dai, stringi la mano in una maniera, figuriamoci adesso che guardiamo i risultati insieme. Dai, allora ti tengo la mano. Anna Maria, siamo pronti? Siamo pronti. Dai. Giurati? 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, un 9, 8, 9. Oscillava un po', ma una media era abbastanza chiara. In bocca al lupo, grazie per essere stata qui con noi, complimenti per essere arrivata alla finale dell'Arzano Festival. Ci sono delle canzoni, patrimonio davvero musicale della nostra Italia, ci sono delle canzoni i cui versi non c'è bisogno di impararli a memoria, in realtà sono scritti quasi come un tatuaggio sulla nostra pelle. E uno di questi è sicuramente Almeno tu nell'universo della magnifica, indimenticabile Mia Martini Mimì. Un applauso a lei, alla sua musica, alla sua persona e anche alla testimonianza e al regalo grande che continua ancora a farci attraverso le sue canzoni. Almeno tu nell'universo è il brano scelto da una ragazza quindicenne di Arzano. Accogliamola con un applauso. Lei è Giusy Pompeo. Buonasera. Buonasera Giusy, ben arrivata. Grazie. Questa è la finale. Il brano è sicuramente impegnativo. Dicevo, uno di quei brani che non hanno bisogno di essere imparati a memoria, ma sono capaci straordinariamente, come un tatuaggio sulla nostra pelle, di farsi ricordare e di creare un coro. Lo stesso che sono sicuro stasera creerai tu con la magia in questa Speriamo. villa. In bocca al lupo, Credo. Giusy Pompeo.
gente strana, prima si odia e poi si ama, segue il mondo ciecamente, prima la verità poi mentirà lui senza serietà, come fosse niente. Sai, la gente è matta, forse troppo insoddisfatta, segue il mondo ciecamente, o quando la moda cambia, lei pure cambia continuamente, scioccamente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, non cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero di più. Sai, la gente sola, e come può lei si consola e non far sì che la mia mente si perda in congetture, in paure, inutilmente e poi per niente. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, punto sei che non ruota mai intorno a me, un sole che splende per me soltanto come un diamante in mezzo al cuore. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo, cambierai, dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai davvero, davvero di più. Grazie. Giusy Pompeo che ha scelto Mia Martini per misurarsi in gara con gli altri giovani talenti. Andiamo velocemente Eccoci. al verdetto. Giuria 7, 7, 7, 8, ancora 8, 8, 8. Grazie. Va bene così, grazie Giusy, Grazie. in bocca al lupo. Proseguiamo, siamo arrivati quasi alla fine, li abbiamo ascoltati quasi tutti. Adesso è arrivato il momento di chiamare qui sul palco, direttamente da Napoli, quindi anche lei gioca un po' in casa, Rossella D'Alterio. Vieni Rossella. Sera. Sottolineata la tua presenza dall'applauso della Villa Comunale di Arzano, siamo pronti, il brano che ci fai ascoltare?
Woman's Worth di Alicia Keys. Una sonorità per palati fini, insomma. Questi ragazzi hanno davvero tanto coraggio. Così, giuria? Mi guardate, vi vedo molto impegnati e molto ben concentrati. È un buon segno. In bocca al lupo, un applauso per Rossella D'Alterio. You could buy me diamonds, you could buy me gold, and take me on a cruise around the world. Baby, you know I'm worth it, and only baguette round my bubble bell. Take my tenderly to last and last. Baby, you know I'm worth it. When I hear, when I please, when I hear you warm and right. Now just show me the show that you know she want your time. You won't lose if you choose to refuse to burn her first. She waits and she gets, you know I make you know I'm worth. Cause a real man knows a real woman when he sees her. And a real woman knows a real man ain't afraid to please her. And a real woman knows a real man always comes first. And a real man just can't deny a woman's worth. If you do me fairly, really know my good, treat her like a real woman should. Baby, I know you're worth it. You'll never blame me. Promise not to bluff. I hold your hand when ish gets wrong. 'Cause baby, I know you're worth it. She's the one make you smile over while your wife behind. Don't take for the grass, for the passion she asks for you. You won't lose if you choose to refuse to burn her first. She wins and she can, no I make you. Oh yeah, cause a real man knows the real woman when he sees her. And the real woman knows the real man ain't afraid to please her. And the real woman knows the real man always comes first. And the real man just can't deny a woman's worth. No need to read between the lines when I'm for you. Just sing the song and you can't go wrong when it's about you. A woman sing it, woman worth. 'Cause a real man knows the real woman when he sees her. And the real woman knows the real man ain't afraid to please her. And the real woman knows the real man always comes first. And the real man just can't deny a woman's worth.
be good to that woman. Whoa, 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 yeah. Ooh, yeah. Oh, well, Miss Grazie. Finalissima di Arzano, c'è anche lei, Rossella D'Alterio, con la sua classe, la sua delicatezza. Complimenti. E allora è arrivato il momento di conoscere insieme il verdetto dei signori giurati. Vai Anna Maria. 8, 9, 9, 8, 9, 9, 9. Grazie. Lo posso dire? Stai tremando come una foglia. Grazie davvero per voler condividere voi stessi con noi. È davvero importante questo contributo che ci regalate. Cioè, in realtà i giovani, io lo dico sempre, non ascoltano semplicemente la musica, la vivono, entrano in scena come se fosse una stanza. E quando ci permettono di entrare in questa stanza dalle pareti di 1000 colori insieme a loro, è sicuramente il regalo più bello. Grazie davvero, Rossella. Non hai dignità, tu sei lo scuolo nell'uomo, per i tuoi interessi, per le promesse, per la fine fa. Sembri un tipo ok, una persona sincera tu, ma parli alle spalle, tu sei senza palle e tattici a re. Per te non è buono nessuno, ma morta rita che la casa dice te. Con mamma si non bleffa, con mamma si non bleffa, tattici sanno, ma con mamma si non bleffa, con mamma si non bleffa, con mamma si non bleffa, tu spacca e metto solo, ma con mamma si non bleffa. Ne parte gianca da femmina presa a te, ne hai conquistate ragazze col tuo savoir-faire, ma poi tutto si femmina si pentono da me, e vuoi sapere perché? Con mamma si non bleffa, con mamma si non bleffa, si bravo che parole, però a parte si non bleffa. Ci sono dei testi musicali che restano sulla nostra pelle, ma ci sono delle artiste che non si faranno mai dimenticare. È il caso di Whitney Houston, questa sera interpretata per noi da Roanne. Ben ritrovata Roanne, che classe, una dea. Io Buonasera. credo che, come dire, l'avvicinarsi ad un talento straordinario, inimitabile, intramontabile come quello di Whitney Houston ti ha dato anche un po' il là per scegliere lo stile di questa sera, Sì, così? assolutamente sì. Ricordiamo alla giuria da dove vieni e quanti anni hai? Oggi ho compiuto 19 anni. Allora, assist perfetto, lo intoniamo un pezzettino, lo so che non si fa, poi in televisione non amano, ma che ce ne importa, lo facciamo lo stesso. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Roanne, tanti auguri a te. Grazie. Ti abbiamo dato la carica giusta? Siamo pronti, giuria? Lei è Roanne. Auguri e in bocca al lupo. Crepi. I believe the children in our future. Teach them well and let them lead away. Show them all the beauty they possess inside. Give
La voce e il graffio di Rohan in quella che è sicuramente una canzone che nel nostro DNA emotivo. Forza Anna Maria, scopriamo le carte insieme alla giuria. Subito. Vai. Giurati? Pronta? 9, 9, 9, 9, 8, 8, 9, 9, 9, 9. Beh, direi che è andata abbastanza bene, in bocca al lupo, grazie della tua partecipazione, tanti auguri ancora. Allora, ci stiamo avvicinando alla fine, è il momento però di fermarci un attimo, perché ci sono giovani talenti, ma ci sono anche quelli che sono quasi a metà strada, si potrebbe dire, coloro che stanno già ricorrendo il successo e lo stanno facendo con una magistrale bravura. È il caso di presentarvi adesso, infatti, per lo spazio vetrina emergenti, Carla Manzella da Caserta, eccola qua. Buonasera. Buonasera, ben arrivata. Questo è il pubblico, facciamoci sentire, il pubblico di Arzano. Allora, ho detto che questo è uno spazio importante perché è lo spazio che occupa chi è a metà strada, cioè ha superato le battute iniziali dei provini, dei casting, delle selezioni e punta lì proprio diritto a sé per arrivare al successo. Allora, raccontiamo un po' di te. 25 anni, Vengo da Caserta e poi? Ho una bella esperienza alle spalle. Sì. Questo indubbiamente è l'esperienza più significativa per me. E so che la sigli, tra l'altro, portandoci un brano scritto da Sì. Francesco Garzone e Ivan Garzone. Esatto. Il titolo del brano è dentro. Sì. Ce lo puoi raccontare brevemente in un abstract, proprio 2 secondi? Certo. Di cosa tratta? Parla di un amore finito, però questo amore appunto lo sento ancora dentro e quindi vorrei rivivere quei momenti che mi sono rimasti appunto sulla pelle. E noi sentiremo tutto questo vissuto dall'interno. So che sei in promozione, so che già sei solita affacciarti ai palinsesti televisivi. C'è un canale che è il canale Italia, Canale vero? Italia, sì. Esatto, musica, sezione musica, che ti ospita. A breve, Speriamo tra pochi giorni. di vederti prestissimo. Grazie. Anche su altri canali, naturalmente, Certo, lo e di spero anch'io. ascoltarti tantissimo anche in radio. Va bene? Certamente. Allora, siamo pronti? Accogliamo con un applauso Carla Manzella. Allora, tanti in bocca al lupo, buona Crepi. fortuna per la tua carriera. Crepi. Ringraziamo Francesco Garzone Lo che ha ringrazio, scritto per te questo grazie. brano insieme ad Ivan Garzone. È stato un piacere ospitarti, in bocca al lupo davvero. Crepi. Grazie Ciao ancora, a un tutti, applauso. buonasera. Arriviamo adesso alla penultima voce junior. È piccolina ma ha un cuore grandissimo. Lei è Sabrina Russo. Un applauso. Buonasera. Straordinario, buonasera. È un cuore grande davvero, lo dico io perché sono testimone davvero della tua carina presenza qui al festival. Allora, quanti anni hai? 12. 12, arrivi da? Da Sant'Antimo, provincia di Napoli. Stavi dimenticando? Sì. Vuoi cantare, basta, non vuoi pensare a null'altro. Allora, lì di fronte alla giuria, siamo arrivati quasi alla fine, sei la penultima dei cantanti junior, metticela tutta, va bene? Un grande applauso di incoraggiamento per Sabrina Russo, vai! Volevo stare un po' da sola per pensare, tu lo sai. Ed ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. E che ho tanto amato nel mare del silenzio ritorna come un'ombra nei miei occhi. È quello che mi manca nel mare del silenzio, mi manca assai molto di più. Ci sono
Voce del silenzio, un brano che si è prestato alle voci più belle di questa nostra bella Italia, cioè Mina e Massimo Ranieri. Che emozione, Sabrina, cantata da te. E adesso scopriamo se abbiamo fatto emozionare anche la nostra giuria. Vai Anna Maria. Prego. 8, 9, 8, 9, 8, 8 e 8. È andata abbastanza bene. Grazie ancora, davvero sei carinissima. In bocca al lupo. Vai. Grazie Sabrina. E adesso voglio l'intera villa comunale di Arzano cantare in un unico coro. Sto per presentarvi l'ultima voce della categoria junior, quella di Gaetano Lubrano con Mamma. Un applauso. Gaetano, siamo pronti? Ieri hai creato un'atmosfera davvero magica in questa cornice straordinaria di Arzano, della Villa Comunale. Ripetiamo e magari facciamo ancora di più, d'accordo? In bocca al lupo, Gaetano Lubrano con Mamma. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia canzone ti dice che è il più bel giorno per me. Mamma, son tanto felice viver lontano perché mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospirano il cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Sento la mano tua stanca, cerca i miei riccioli d'or. Sento la voce ti manca, la ninna nanna d'allor. Oggi la testa tua bianca, io voglio stringere al cuore. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Quanto ti voglio bene, queste parole d'amore che mi sospirano al cuore, forse non si usano più. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita e per la vita non ti lascio mai più. Mamma, mai più. Grazie. L'emozione della Villa Comunale di Arzano con Mamma, Gaetano Lubrano. Guarda che bello applauso, anche lassù si stanno commuovendo. Bravo, bravo. Scopriamo le carte, forza giuria. Giurati? Allora, 9, Grazie. 9, 8, 9, 9, Grazie. 9, 9. nove. Beh, Grazie. è andata benissimo, complimenti Gaetano, grazie davvero della tua partecipazione. Anche per te terremo le dita incrociate. Vai, grazie ancora. Ultima voce junior. A più tardi, magari, chissà, scopriremo. Allora, abbiamo chiuso la categoria junior. Voglio velocemente un contributo da parte di Marcello Villella, autore per Rai Gulp. Tra l'altro so che è in allestimento anche il nuovo palinsesto per il prossimo anno. Quali saranno le novità per quest'anno di Rai Gulp? Cosa ci aspetterà?
Noi riprendiamo il 17 settembre con questo magazine che va in onda alle 19:30 in diretta. Sì? È l'unica trasmissione in diretta su una TV per ragazzi in tutta Italia e noi diamo sempre comunque molto spazio alla musica, quindi perché Bene. no, magari vedremo uno dei protagonisti di questa sera da noi. Grazie, è un augurio che ringrazio da parte di tutti i ragazzi. Dietro al backstage c'è un vortice di emozioni che ti arriva addosso davvero come uno tsunami incredibile di sensazioni. C'è chi piange, c'è chi si abbraccia, c'è chi si saluta. Il maestro Luigi Pignalosa è riuscito a creare questa palestra straordinaria di vita. Ancora un applauso a lui e un applauso anche ai vigili urbani e alla Croce Rossa, degli angeli che ci supportano. Vedo il fiume di gente aumentare anche fino alla strada. Non ho mai visto un calore in questa villa, un calore che arriva fino a qui sul palco. Grazie ancora, siamo arrivati alla terzultima voce, la scopriamo insieme, accogliamo con un applauso Paola Cipullo. Buonasera. Accompagnata sempre dal fratello. E beh, allora Paola, fatti presentare da tuo fratello. Dai, come presenteresti tua sorella? Forza, la canzone la conosci, vero? Grido d'amore. Ecco, quindi dici proprio come si dice a Sanremo. Canta Paola Cipullo. Canta Paolo Cipullo, grido d'amore. Ok, facciamo allora la ola lì dietro? Facciamo il tifo? Ok, con un applauso, lei è la terzultima senior, Paola Cipullo, grido d'amore. Andiamo. Devi dirlo che mi ami, devi dirlo che mi vuoi, voglio credere in un bacio, dimmi ancora no, devi dirlo dolcemente. Come un fiume che accarezza la città, questo mio grido d'amore ormai limiti non ha. Il tuo sguardo è come un canto, mi confonde sempre più, ma non dimmi che non senti la magia di quei momenti, quando il mondo siamo noi. Devi dirlo dolcemente. Fondi e te ne vai, devi dirlo che mi ami, devi dirlo.
Grazie. Il grido di amore di Paola Cipullo, e questo è il grido della Villa Comunale di Arzano. Forza, un applauso ancora, gridate, liberate le emozioni e le energie che sono dentro di voi e mettetele al servizio di questi ragazzi che stasera si giocano il tutto per tutto. Ci siamo, Anna Maria, forza con le palette, via! Giurati? 9, 10, 9, 9, 9, 8, 9. Benissimo, lei era Paola Cipullo, grazie ancora a te. Penultima voce in categoria senior, big come la volete chiamare, lei arriva direttamente dalla Toscana, la vado a prendere, eccola qui, Martina Nicolai, eccola qua, da Marina di Pisa. Quanti anni Martina, ricordiamolo? 16. Allora abbiamo avuto la Sardegna, la Calabria, la Basilicata, la Campania naturalmente e adesso anche la Toscana. È un orgoglio per noi ospitarti su questo palco. Grazie. Speriamo tu possa portare, come ha fatto anche il nostro caro sindaco per tutto l'anno, possa essere un po' una portatrice sana del messaggio di questo festival. E intanto ti ascoltiamo cantare quale brano? Distratto di Francesca Michelin. Bene, pronti? Penultima voce in gara, quella di Martina Nicolai. Vai, in bocca al lupo. Crepi. Un'ora, un giorno o poco più, per quanto ancora ci sarai tu a volermi male di un male che fa solo male, ma non ho perso l'onestà e non posso dirti che passerà, tenerti stretto quando in fondo sarebbe un inganno. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu sei troppo distratto. Hey, yeah. Un'ora, un giorno o poco più, dicevi sempre per sempre, sì però, guarda cosa è rimasto adesso, che niente è lo stesso, se non fa rumore quando sei qui davanti non si illumina, è perché non ne sento più il calore, non ne vedo il colore. E non vedi che sto piangendo, chi se ne accorge non sei tu, il tuo sguardo distratto. E non vedi che sto fingendo, ora che mi sto divertendo e chi mi cerca non sei tu.
ed era distratto con Martina Nicolai direttamente da Marina di Pisa. E allora scopriamo per la penultima volta le carte della nostra giuria. Vai! Giuria, votate. 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Bene, Grazie. signori, lei era Martina Nicolai, grazie ancora, in bocca al lupo. Siamo arrivati all'ultima voce in gara. Ho detto prima che l'Italia è ben rappresentata qui su questo palcoscenico, segno che il lavoro di selezione ha riguardato interamente in lungo e in largo il nostro bel paese. Direttamente da Brindisi, Gloria Gaudino. Un applauso. Benvenuta. Buonasera. Alla finale. Gloria, ce l'abbiamo fatta, vieni qua a favore delle luci. A te il compito di chiudere la categoria senior direttamente da Brindisi. Quanti anni? 16. Il brano che ci farai ascoltare? Colpevole, il mio inedito. Benissimo, allora con un inedito chiudiamo la categoria senior. Tanta buona fortuna. Direttamente da Brindisi, Gloria Gaudino. Un applauso. Che dietro un addio ho nascosto un dolore, fingendo con me, sbagliavo con te, giocavo a soffrire. Sarò ora quella che sai, in me ti riscoprirai, odiandoti mi amerai. Sarai ora quello che so, se al tempo ti nasconderò, ti darò anche ciò che non ho. Mi ascolterò i silenzi del tuo cuore. Vesti
a chiudere in sigla finale, in sigla di coda, la Kermesse per quanto riguarda la categoria senior. Com'è andata? Bene. Bene. Ringraziamo e salutiamo Brindisi, naturalmente. Arzano, vogliamo fare un gemellaggio con tutte le città che sono state musicalmente rappresentate su questo palcoscenico? Vogliamo fare un grandissimo applauso a segno anche di un abbraccio che raggiunge tutta l'Italia in un momento così particolare sia per l'attualità che per l'economia. Grazie, grazie, grazie e grazie a te per essere presente qui. Allora, ci siamo davvero, questa è ufficialmente l'ultima votazione dei 3 giorni di Kermesse. A te Anna Maria il compito, come una Caronte molto più bella naturalmente, di consegnarci la votazione finale. Prego. Giurati 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9. Bene. La stazione, l'orologio, il treno, il pendolino, fretta per gli spostamenti a monte. Sì e no. C'è sempre un inizio in ogni cosa che si fa. C'è chi insegna quel che devi fare. Gli occhi sbarrati sul tempo futuro, poche le ombre riflesse sul muro, tutto è già lì a portata di mano ed una musica vola come un giro di lancette che si sa sovrapposte insieme ad ogni ora, ma libere, libere che sono le 20, sono le 20, sono le 20 e 10 sì, noi siamo quelli che vedono ancora i criteri del telegiornale. Siamo contenti di rivedere i vecchi films, in bianco e nero tu puoi immaginare. A noi sembra normale che anche la Dostia fermo lì a portata di mano. Signori, la musica ritorna ad essere protagonista di questa grandissima serata. Voglio una ola quando sentiremo tremare la terra sotto i nostri piedi. Sarà perché vogliamo testimoniare il nostro amore, il nostro affetto per lui, Gigi Finizio. Attraversiamo il fuoco! Ci siamo, eccolo qui con noi! È tutto per te. Quando la tua voce incontra le chiavi del pentagramma è un successo straordinario. Quando all'estero ascoltano la tua musica capiscono l'orgoglio di essere napoletani e italiani. Quando sentiremo tremare questa terra della Villa Comunale di Arzano sarà per dimostrarti tutto il nostro affetto. Signore e signori, Gigi Finizio! Una presentazione del genere già mi emoziona, guarda. Potrei anche fare a meno adesso. Allora facciamo un check dal vivo perché non abbiamo provato, Noi siamo abituati così. Dammi un po' di voce in più nel monitor e un po' di pianoforte anche. Ok, perfetto. Basta un po' il piano. Un po' di riverberino. Ci siamo. Siete pronti? Ma mi vedete? Ah, questa è la cosa che mi preoccupa di più, no?
seduto sulla riva di questa mia coscienza, la malinconia fa il conto dei miei giorni, comprese le esperienze della vita mia. Somiglia ad un gabbiano con le ali aperte verso l'orizzonte, abbraccia il cielo che è sopra di me, che affonda dentro lo scenario di un tramonto. Io che leggevo sempre ali di farfalla dentro gli occhi tuoi, nutrivo la speranza che la tua pelle fosse solamente mia. Tu invece programmavi un'avventura, un'altra storia senza me, e il tuo profumo non mi va più via dalle lenzuola e il mare aperto di un ricordo. Io senza di te, fotografia di chi va via, nello specchio dei pensieri miei ti vedo ma non ti raggiungo mai. Faccio a pezzi la mia rabbia, prendo a calci questa sabbia. Se sapessi amare un'altra ti cancellerei dal tempo, no. Il cielo sta piangendo su di noi, chissà se sta bagnando gli occhi tuoi. Io ti cerco come il fiato che si perde contro un vetro, sulla tela di un pittore che dipinge quello che non c'è. L'amore ci abbandona, il vortice del tempo non ci avvolge più, sperduti in quella sfera di un mondo capovolto che ci spinge giù. Si perde la speranza di ritrovarti ancora nella vita mia, forse eri solo una fotografia abbandonata nell'armadio dei ricordi. Vai, io, vai. Il cielo sta piangendo su di noi, chissà si sta bagnando gli occhi tuoi. Io ti cerco come il fiato che si perde contro un vetro, sulla tela di un pittore che dipinge quello che non c'è. Ti cerco e ti perdo, io senza di te. Sai, pensando a te, capisco che in fondo è inutile parlarsi e poi non credersi. Sai, fa male un po' illudersi e
ritrovarsi poi senza un perché più deboli. Forse ti mancheranno ancora i nostri affanni e quelle notti che sapevano di noi. Ma sai, pensando a te capisco che basterebbe darsi un senso e andare avanti. Le ferite non si chiudono da sé, ma non servirebbe a niente se non parli. Cercavo un po' di te, di te. Basterebbe con il tempo ritrovarsi, riscoprire il gusto nuovo che c'è in te, stare dentro ad una storia e non cercarsi. Sai, pensando a te capisco che sei tra le pagine da vivere nei giorni miei. Sai come vorrei che almeno tu restassi come sei, una poesia da scrivere. Forse ti bruceranno solo i tuoi 20 anni e quella voglia di difenderti da me. Sai, pensando a te capisco che basterebbe darsi un senso e andare avanti. Le ferite non si chiudono da sé, stare dentro ad una storia e non cercarsi mai. Non ci ho pensato mai, abbandonarsi e poi mai difendersi da noi. Ti giuro amore, mai, domani sarà mai. Se lasci tutto questo, tutto dentro porterai. Basterebbe darsi un senso e andare avanti. Basterebbe, ma non servirebbe a niente se non parli. Cercavo un po' di te, di te. Basterebbe darsi un senso e andare avanti. Basterebbe. Cercavo un po' di te, di te. Grazie! Grandi! Facciamo un altro poco? Sì? Strimpelliamo un altro poco? Dai. Mi piace quando mi cantate, Alza un po', ancora un po' la voce nel monitor, scusa. Poco. Sì, bene così, grazie. Togli pure 2 bassi se è possibile. Saranno forse quegli occhi profondi che arrivano al cuore, o quel tuo modo di dirmi ti amo che adesso non so. Sono deluso ma forse mi sbaglio, sono solo confuso dalla rabbia che sento e che cresce ogni giorno di più. Come faccio a non pensare Dio che sbalia dentro me? Qui nell'aria, nei pensieri, tuttora assomiglia a te. E io ti giuro e ti rigiuro che
che non ti vedrò mai più. Tanto tu sarai sempre dentro me, in ogni attimo. Dentro me sarà perché ti sento. Di qualcuno. Di un istante. E si perde per niente. Tu fammi riprovare. Ma se si sbaglia sarà umano, è divino perdonare. Io non voglio, non pretendo, non mi arrendo. Tu fammi riprovare. Ora quando io parlo, per te sono solo parole che ti sfiorano solo la mente e non fanno rumore. Stai sicura, non è per ferirti che dico ti amo. Forse adesso sarà troppo tardi, ma io amo te. Come faccio a non pensare? Dio che smania dentro me, qui nell'aria, nei pensieri, ogni cosa sa di te. E io ti giuro e ti rigiuro che non ti vedrò mai più. Tanto tu sarai sempre dentro me, in ogni attimo. Dentro me sarà perché ti sento. Qualcuno di un istante non è importante, si perde per niente. Tu fammi riprovare, non la vedi, ci sto male. Se si sbaglia sarà umano. Io non voglio, non pretendo, non mi arrendo. Tu fammi riprovare. Fammi riprovare. Facciamo una cosa dedicata a voi. Tu sei una cosa grande a me. Puoi schiarire un po' il monitor? Una cosa che mi fa innamorare. Una cosa che se tu guarda a me mi innamora così, guardando a te. Vorrei sapere una cosa da te, che quando ti guarda così, sicuro tu ti senti morire e non mi dice e non mi fai capire. E dilla sola, sicura tu stai tramando
dillo che mi va bene con mia voglio bene a te, tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, un bene così grande. E dillo che mi va bene con mia voglio bene a te, tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stessa non sai, una cosa che non ha già avuto mai, un bene così grande, così grande. Così grande. Ogni volta è amore, ogni volta è poesia, ogni volta è la magia della voce di Gigi Finizio. Ma loro sono sempre grandi con un me, grandissimo affetto, davvero siamo orgogliosi di averti qua, e per te un premio speciale dalla Conad di Arzano. Entra la coppia De Rosa Crispino con tutto lo staff dei lavoratori. Eccoli qua, un applauso. Buonasera. Eccoli. Bella. Buonasera. Un tributo speciale alla tua carriera. Un premio. Vieni al centro, fate sentire il vostro calore. Tutta la Conad. Tutta la Conad rappresentata. Alziamo questo Leggi, premio. leggi. Premio Conad alla carriera per l'artista Gigi Finizio. Un tributo. Stringiamoci a favore. Vicini. Eccoci, siamo tutti in rappresentanza anche dell'operatività di questa città che ti vuole davvero tanto bene. Anch'io. Davvero straordinari. Ok. Eccoci. Allora, ringraziamo tutti i lavoratori della Conad. Adesso il momento è davvero solenne. Grazie ragazzi. Posso lasciare a voi questo perché è arrivato il momento ancora con Gigi di premiare. Vi salutiamo. Chi si è aggiudicato per la categoria Junior e per la categoria Senior la seconda edizione dell'Arzano Festival. Vai. Un momento davvero delicatissimo, speciale, impreziosito dalla tua presenza. Parte la ola, ma invitiamo qui sul palco con Gigi il maestro Luigi Pignalosa. Prego maestro, raggiungici al centro del palco e con lui il sindaco, dottor Giuseppe Antonio Fuschino. Prego, premiazione ufficiale. Ci siamo. Direi ai signori giurati un grazie enorme per il lavoro che hanno riservato per queste 3 serate. Buonasera ancora signor sindaco. Dicevo, il momento è solenne, ringraziamento speciale anche alla nostra giuria. Dunque, è sempre un po' difficile sapere da dove partire. Io partirei, se siete d'accordo, dalla categoria Junior. Va bene maestro? Ok. Dunque,
Villa Comunale di Arzano, siamo pronti per decretare il vincitore categoria Junior, seconda edizione Arzano Festival, va a Aurora Pepoli. Ecco Aurora, facciamo entrare i premi con la nostra Lisa Iodice, l'applauso della Villa Comunale, l'applauso del sindaco e la vicinanza di un grande, davvero, che è Gigi Finizio. Sento il tuo cuore andare a 1000. Sei pronta per ricevere questo premio? Sì. Contentissima dalla Toscana. Tornerai a casa davvero soddisfatta. Porterai negli occhi questa città e nel cuore spero tutti quanti noi. Prendi il tuo premio, te lo sei meritato. Un applauso. Alza questa coppa offerta dalla New Tech. C'è anche il premio dell'Xbox New Tech. Per te il primo posto. Bacio del sindaco. Il premio New Tech. Quanti regali, quanti regali. Allora, resta con noi. Adesso è arrivato anche il momento di dare un premio speciale, perché la musica è davvero il conduttore principale delle emozioni, vero Gigi? Certo. E allora tutti quanti noi abbiamo deciso di tributare un premio particolare, speciale. Si tratta di 2 biglietti per un viaggio tutto compreso per l'isola azzurra, l'isola di Capri, e questo premio va a Gaetano Lubrano con mamma. Dov'è Gaetano? Offerto dalla Carpina Tour, agenzia di viaggio. Gaetano, per te il premio di 2 voucher, l'altro eccolo qua. Hai cantato mamma, hai emozionato questa platea, hai acceso i cuori di questa straordinaria gente. Un saluto per tutti quanti, dai. Un saluto a tutti e vi volevo ringraziare. Bravo! Emozionato davvero, è tutto così autentico su questo palco. Dunque, è arrivato il momento di darvi il nome del primo classificato edizione 2012 di questo meraviglioso Arzano Festival. Arriva in cima sul podio Gloria Gaudino con il suo brano Colpevole, un inedito. Vince da Brindisi, eccola. Prendi il premio dalle mani di Gigi Finizio. Un'emozione grandissima. Dai, alza questa coppa. Arzano Festival 2012, seconda edizione, vince Gloria Gaudino. Un grande applauso. Complimentissimi. Da Brindisi anche tu ritornerai a casa e spero potrai portarci nel cuore. Allora, Villa Comunale di Arzano, lasciarti è davvero difficile, difficilissimo. Lo faccio vicino a dei numero 1, dei grandi, a coloro che hanno ideato, scritto e voluto questo festival. Sperando che quindi questo sia un arrivederci, vi do un abbraccio fortissimo, ringrazio il sindaco, ringrazio la vincitrice Aurora Pepoli, Gloria Gaudino, il grande maestro. Senza di lui davvero tutti questi ragazzi non avrebbero avuto un sogno. Grazie maestro, grazie infinite. Salutiamo la nostra carissima Lisa Iodice e anche Anna Maria Fusco. Salutiamo lui, bravissimo davvero, Gaetano Lubrano, la giuria. Complimenti davvero a tutti, anche per voi un arrivederci. Applausi. E chiudiamo con un saluto e l'abbraccio a Gigi Finizio. Buonanotte, buona estate a tutti. Grazie, buonanotte, all'anno prossimo. Cercala negli occhi della gente, nei colori della terra, nei quartieri dentro la sua storia di mistero e nobiltà. A due agire pericolo, scende l'adoro domare una tazza di caffè. L'occhio nero di creatura non si mettono a paura, cagnano sorriso
sa tutta l'ora e s'arrangiano a campare. Trovo la rinda una musica che gira il mondo e nessuno sa mai scordare. Venitela a cantare, bevi questa città, venitela a cercare sul palcoscenico di Arzano questa felicità. Basta una spugliatella, una mezza tarantella, poi ci scordasti di guerra sul palcoscenico di Arzano, a dove può guardare. Cosa accade qua giù? Ci direbbe Totò. Non è il furbo che inganna, ma è più furbo cuore che si fa imbrogliare. E Renato lassù canterebbe per noi. Americano siete a me di papà. No, è solo cronaca e violenza quando parla sta città. Altra gente facendo mestiere, ma non cerca carità. Perché non siamo un popolo che a mezzo a mille problemi si mette a pazziare. Venitela a cantare, bevi questa città, venitela a cercare sul palcoscenico di Arzano questa felicità. Basta una spugliatella, una mezza tarantella, poi ci scordasti di guerra sul palcoscenico di Arzano, a dove può guardare. Cosa accade qua giù? Ci direbbe Totò. Non è il furbo che inganna, ma è più furbo cuore che si fa imbrogliare. E Renato lassù canterebbe per noi. Americano siete a me di papà. Cosa accade qua giù? Ci direbbe Totò. Non è il furbo che inganna, ma